Il sentiero Rilke è una passeggiata panoramica che costeggia la riserva naturale delle Falesi di Duino. A picco sul mare, collega Sistiana a Duino. Il percorso prende avvio nei pressi dell'ufficio turistico di Sistiana e termina a Duino in prossimità del castello e del Collegio del Mondo Unito. Il sentiero, da cui si può ammirare un paesaggio mozzafiato, si snoda per una lunghezza di oltre 2 chilometri. Da qui lo sguardo spazia su tutto il Golfo di Trieste. Il percorso ha un andamento pressoché pianeggiante, ma è percorribile unicamente con scarpe da ginnastica o da trekking. Il sentiero prende il nome dal poeta boemo Rainer Maria Rilke, che ospita il castello di Duino all'inizio del secolo scorso, ivi compose le sue famose elegie duinesi. Lungo il sentiero si trovano alcune postazioni belliche aperte sul mare. A metà percorso, nel punto di maggior altitudine, il tracciato abbandona il ciglione roccioso per addentrarsi nel vicino bosco a pineta. Torna poi nuovamente sulla linea che costeggia il mare. Alla fine della passeggiata si giunge nelle immediate vicinanze del castello di Duino, dimora storica dei principi della Torre Tasso. Fu costruito nel 1300 sulle rovine di un avamposto romano.